Vincenzo, come ci si sente dopo aver fatto un grande cammino e adesso dopo la fine della tua lunga carriera? Normale, sono contento di quello che ho fatto in questo lungo cammino, come detto poco fa, quindi 18 anni di una lunga carriera dove ci sono stati sicuramente delle grandissime gioie, qualche rammarico, però ci sta tutto, ecco. Tra le tue gioie ovviamente anche il Giro d'Italia. Che emozione provata a vedere questo nuovo percorso che per te sarebbe stato l'ideale, a vederlo così duro, e se non sbaglio hai detto anche che sarà uno dei più belli, perché? Parto dal presupposto che questo Giro d'Italia è stato disegnato veramente molto bene, molto bello, particolare, è uno di quei giri che mi piace per come è stato disegnato, però chiaramente ne ho corsi veramente tanti e questo lo guarderò da un occhio diverso. Come sarà quell'occhio a maggio? Sarà un occhio effettivamente diverso da tutti gli altri e non so nemmeno io come sarà, perché lo vivrò in futuro, quindi avrò modo di viverlo come forse non l'ho vissuto mai, quindi sotto un altro aspetto, però è tutto da vivere, ecco. Posto che noi facciamo fatica a chiamarti ex ciclista, tu un po' in questa nuova dimensione come stai prendendo le misure? Lo sto vivendo benissimo, l'ho preso bene. Sono stati dei giorni fantastici, dei passaggi molto importanti dove c'è stato il pubblico che è stato molto, molto vicino, tante premiazioni, tanti momenti belli come questi dove si sono ricordate tantissime vittorie mie e lo vivo veramente con grande gioia. Ecco, tu 1 anno e mezzo fa, dopo il Giro di Sicilia, avevi parlato di Filippo Ganna, sei stato ottimo profeta su Filippo Ganna. Come vedi l'Italia del ciclismo, soprattutto per le corse a tappa? Quello che ha fatto Ganna non si discute perché è andato veramente molto forte negli ultimi anni, dimostrazione anche di quello che ha fatto adesso raggiungendo il nuovo record dell'ora. Penso che passerà anche un bel po' di tempo prima che qualcuno glielo strappi via e sarà veramente molto difficile. Per quanto riguarda le corse a tappe, bisogna attendere ancora un po' perché manca effettivamente un corridore che può conquistare un grande Giro d'Italia.